La vicinanza rispetto al dolore che state vivendo, rispetto alla tragedia che avete appena rappresentato, quindi farvi sentire per quello che può essere possibile la nostra solidarietà, la nostra vicinanza e qualche forma di aiuto e di supporto nei termini che poi riterrete più opportuni e dei quali poi possiamo ovviamente discutere. Quindi... è complice, sappiamo che sono presenti, i militari francesi sono presenti e quando hanno aggredito questo villaggio ammazzando tutti sono arrivati 9 ore dopo, quando c'è solo morti, sangue, distruzione, animali bruciati. Sappiamo che sono complici perché hanno droni, hanno satellitari per vedere tutto, però a loro non frega niente, serviva solo rubare oro, uranio e tutt'altro. Allora diciamo che la Francia è complice. Francia! Ecco perché i furbi d'Italia, i furbi del mondo dicono basta, hanno detto basta e diciamo basta. Quelli lì devono rispondere, i legali devono rispondere del suo fatto. Tutti i presidenti che sono lì devono rispondere delle loro fatti. Hanno fatto così in Ruanda, hanno fatto 200.000 persone. Non ha guardato dall'altra parte mentre che facevano una pulizia etnica. Oggi come oggi stanno riprendendo. In Mali sono state uccise, quello che si sa, 171 persone, in cui donne, bambini e anziani. E tutto questo è stato ben organizzato dai francesi, lo sappiamo noi, lo sappiamo benissimo come hanno fatto in Libia, come hanno fatto in Costa d'Avorio. Siamo veramente stufi. Siamo qua oggi per fermare questo genocidio in Mali. Basta il genocidio, basta l'uccisione gratuitamente dei fulani in Mali. Che hanno saputo vivere, si vedeva un bambara che parlava fulano, un fulano che parlava bambara, che parlava dogon, ma oggi c'è l'odio coltivato da chi? Dalle grandi. Gouvernement ko fof wana ɓe fof koɓe waɗawde assassiné wana ministre kanko hoore makko par ce que minen ɗemɗe Mali ɗe bawarankoɓe ne ɗon haaɓe ne ɗon koromore ne ɗon sarankolle ne ɗon kasunke ne ɗon mais hakkude amen e nder leƴƴi nder fular o to gonɗo min jiyani hen fof caɗele so wiyama so ɗum ɗo ko haaɓe mbatta ɗum ɗo non ene meddi fulɓe dokkani wadde ɗum ɗo mais eɗen kes eɗen jurno par ce que eɗen gandi ko wat janggo ko arata. L'altro ieri era la Mauritania, ieri in Centro Africa e oggi il Mali. Stanno scegliendo alcune etnie per farle pulire. Abbiamo visto quello che è successo in Burundi, in Uganda, in Ruanda, le cose che sono paradossalmente scelte di alcuni potenti occidentali. Abbiamo visto il massacro che è successo in Somalia, che da 29 anni un paese che non ha ancora un governo stabile e loro parlano della democrazia.
sukaɓe ganduɗa hoore maɗa ene jaara e balɗe sappo enen jawa mara nanggue mbaɗe fo gubbe e fosse commune mbaɗe e gasɗe goota ɗum ɗon de wona terrorisme saabu cukalel jaarowel duuɓi sappo jaarowel duuɓi joyyi jaarowel e balɗe sappo guelɗon to sowa wonde terrorisme nagge gue maɗu ngu ɗum kay wona taw terrorisme donc eɗen gandi affaire terrorisme o ko excuse mais ɗum ɗon kay woodani ko feere holno ɗum iwrata e dow meɗen holno ɗum iwrata e dow meɗen ko caɗele gonɗe ɗe e Mali wona e nder Mali tan ɗe goni eɗen e leyɗele men ko heddi koɗo fusi ha yalti eɗo suwa yaltude eɗo fuɗɗino yaltude eɗo yaltani taw kono leyɗele men fof eɗen gandi kala ɗo pullo wuuri e nder leyɗele men Afrique ɗum ɗo ene doomi ɗum ene dooki ɗum